Governatore Federica, un bilancio di questi 2 giorni, attrattività degli investimenti esteri in Italia, nelle regioni, un confronto importante che ha visto anche la presenza di autorevoli cariche istituzionali. Abbiamo iniziato un percorso, un'iniziativa importante per proporre al sistema paese l'attrattività del paese stesso. Su questo dobbiamo però continuare a lavorare insieme al governo per far sì che la capacità attrattiva italiana possa trovare una vetrina internazionale che faccia percepire agli investitori esteri le opportunità che nel nostro paese ci sono e ci potranno essere. Su questo sicuramente l'intervento quindi del marketing degli investimenti è fondamentale, dobbiamo imparare a venderci bene. Secondo passaggio altrettanto fondamentale, che se uno sceglie l'Italia poi deve trovare facilità nell'investimento, quindi serve una chiarezza normativa per tutte le procedure che riguardano gli investimenti e una semplificazione normativa. Terzo passaggio sicuramente è la parte legata agli incentivi, con le quali col governo stiamo lavorando. Sono 3 passaggi che sono emersi durante queste giornate e a questi si aggiungono le competenze che le pubbliche amministrazioni devono avere al loro interno per la capacità attrattiva. E quindi su questo professionisti del settore che esattamente come le realtà private sono in grado di portare un valore aggiunto ai territori per i quali lavorano. La sigla dell'intesa con TIC importante perché configura la sua strategia di recuperare quelle filiere produttive strategiche che per anni sono state delegate ad altri stati che non hanno delle caratteristiche della tutela dei diritti. Sì, noi dobbiamo riportare filiere produttive nel mondo occidentale. Questo perché penso in particolar modo democrazie, o meglio, paesi con concetti di democrazia molto lontani dal nostro, che hanno però parti fondamentali delle nostre filiere, rischiano in caso di tensioni internazionali o di scelte unilaterali di bloccare produzioni, quindi sistema produttivo italiano e europeo. Per questo l'avvicinamento di questa filiere in un lavoro importante tra Europa e Stati Uniti penso principalmente sia fondamentale per la stabilità dei paesi e anche per la stabilità ovviamente del nostro modello sociale.